Cari amici di Venezia Channel, siamo qui in diretta da Isola della Scala per celebrare una giornata importantissima. Come vedete alle mie spalle ci sono degli chef in azione, siamo appunto a Isola della Scala, siamo qui nello spazio riservato ai risotti, perché ovviamente questo è il paese, la città del riso, e siamo qui per una sfida molto importante, la sfida del miglior risotto del sommelier. E io sono in compagnia di Emanuela, sommelier Ice, amica e ovviamente nostra collaboratrice. Manuela, tu hai anche in qualche modo un po' collaborato con questa iniziativa e quindi ci puoi dire un pochettino dopo i primi due risotti un tuo giudizio? Allora, sì, io faccio parte della delegazione di Rovigo, quindi sono stata nel gruppo di lavoro che ha pensato al primo risotto che ha iniziato la gara, quindi dove osano i fenicotteri. È un risotto con i prodotti tipici del Delta del Po, abbinato a un vermentino di Sardegna, un vino del mare, e da qui poi anche il nome del risotto dove osano i fenicotteri. Risotto e vino, due prodotti della costa, prodotti lungo la costa italiana, quindi hanno questa assonanza Esatto. questa similitudine. È un po' un abbinamento sia di gusto ma anche poetico, di paesaggio. E inoltre c'è questo richiamo ai fenicotteri, che sono un po' la nostra mascotte, perché il Delta del Po è una zona umida tra le più importanti d'Europa, riserva della biosfera UNESCO, quindi un sito naturalistico importantissimo, ricco di vita, di biodiversità. Si fermano lì i fenicotteri. Volevo dire ai nostri amici che non facciamo i fenicotteri alla brace, sono, No, sono una specie no, protetta e sono bellissimi da guardare, da vedere, perché sono veramente un animale di un'eleganza unica. Infatti il risotto è a base di capesante. Capesante. Qualcosa di Quelli li molto mangiamo, mentre i fenicotteri no, sono comunque diciamo un richiamo al paesaggio, bellissimo. a tutto quello che circonda l'ambiente del ristorante in Marinetta, che è il concorrente della giornata, insieme alla delegazione di Rovigo con il delegato Michele Ridini, che ha appunto proposto un vermentino di Sardegna, di un'area della Sardegna dove anche lì il Golfo di Oristano, Penisola del Sinis, Arborea, c'è un'area marina protetta, un'area umida importantissima della Sardegna dove sostano i fenicotteri. Ma infatti volevo farti proprio i complimenti a te e a Michele proprio per questa scelta, perché è un vino eccezionale, veramente me lo sono fatto servire più di una volta perché ogni volta richiamava alla beva. Infatti è un vino che ha un imprinting salino, salmastro, ha una fortissima personalità perché è un vino mediterraneo. Il vermentino è un vitigno che ama essere coltivato fronte mare, come dicevamo prima, e quindi ecco, mare, piatto di mare con vino del mare. Per gli amici di Venezia Channel con cui siamo in diretta adesso diamo anche una parola sul secondo piatto, che vorremmo dire in qualche modo forse il piatto favorito perché è della delegazione di Verona, e giocando in casa ovviamente c'è un vantaggio riconoscibile e riconosciuto, nel senso che conoscono bene il prodotto, lo fanno sempre e quindi per loro è facile restituire sapori e aromi nel piatto del riso. Beh, allora i veronesi sono bravissimi, hanno un palmarès di tutto rispetto e hanno presentato un risotto molto articolato, complesso, veramente una ricetta davvero interessante, anche questa che ha sconfinato negli ingredienti, come dicevamo prima. Hanno sfruttato la nuova regola di poter inserire prodotti non solo del territorio. Sono stati bravissimi perché hanno proposto veramente un ensemble molto interessante, anche lì abbinato a un vino fuori dal territorio veronese, ossia un vino che proviene dal Trentino, un Trento DOC, uno spumante della Rotary Rosé. E abbinamento interessante anche qui, tutto molto in equilibrio, e poi anche il piatto dei veronesi aveva comunque una componente, intanto in sottofondo abbiamo i primi applausi ai risotti usciti, e c'era una componente di pesce, crostacei, che bene si abbinava comunque quindi componente tendenza dolce, forte aromaticità, sostenuta da una bollicina davvero sapida, quindi sapidità, tendenza dolce. Molto Ci bello. resta altro che darci appuntamento fra altri 2 o 3 risotti, così Sì. nel frattempo andremo a Abbiamo valutare. appena iniziato. Abbiamo appena iniziato, continuate a seguirci. Ciao Emanuela, a dopo. Bene, come avete sentito dall'Emanuela, una gara che si preannuncia molto interessante, giocata sicuramente sui valori
alti, cioè una bella competizione. Chiaramente, come si diceva, Verona è favorita per il fatto stesso di giocare in casa, di conoscere molto bene questo prodotto. E che altro dire? Una bella contesa che sicuramente porterà le persone a dare un giudizio, perché ricordiamoci che oltre la giuria che vedete qui alle mie spalle, eccola qui, la giuria specializzata, ci sarà anche la possibilità di giudicare da parte di tutti coloro che hanno partecipato a questa serata, anzi a questo pranzo di mezzogiorno. Ora vi faccio vedere con il tagliandino che è qui, lo vedete, eccolo qua, vota il migliore, c'è da spuntare un numero in base ai 7 risotti delle 7 province del Veneto e quindi in qualche modo dare un'indicazione forse più popolare del gusto e alla ricerca del miglior risotto dei sommelier. A tra poco.